come tutti gli interventi di soccorso tecnico urgente, noi non escludiamo nessun tipo di ipotesi, quindi nelle more delle opere di spegnimento poi faremo tutte le indagini necessarie per capire le cause dell'innesco. Colpa, semplice cortocircuito, gesto doloso, ogni ipotesi è aperta di fronte alla distruzione di un capannone in piena zona industriale a Motta di Livenza, una superficie di 20.000 metri quadrati che ospitava diverse attività. Anche per questo operare non è stato e non è assolutamente facile. Principalmente abbiamo materiale di tipo legnoso, poi ci sono altre aziende che hanno deposito di materiale plastico, carrozzerie e una ditta di impianti elettrici. L'allarme lanciato da un passante scatta alle 2:30 circa, le fiamme sono già alte e squarciano la notte di via Magnadola, l'aria si fa acre, sul posto arrivano i vigili del fuoco del vicino distaccamento di Motta, poi i colleghi di Conegliano, Treviso, San Donà di Piave e Mestre, tra loro c'è anche il comandante provinciale Cristiano Cusin. Sono attivati inoltre i volontari di Gaiarine, circa 40 gli operatori che si alternano, una decina i mezzi. Difficile domare le fiamme, dopo quasi 12 ore ci sono ancora dei focolai. Adesso ci sono delle raffiche di vento che sicuramente non agevolano le operazioni di spegnimento. Impossibile avere una stima precisa dei danni, sicuramente centinaia di migliaia di euro, forse milioni, crollata buona parte del tetto con relativi pannelli fotovoltaici, a rischio crollo anche alcune pareti esterne già in gergo, spanciate. La struttura appartiene a una società immobiliare, sul posto alcuni dei soci, poi diversi locatari, anche ex dipendenti. Le parole davanti alla devastazione sono comprensibilmente poche. Sono disperata. Non saprei, guarda, non saprei. Io l'ho preso in affitto un po' di anni fa, un pezzo, ma un pezzo centrale, non so neanche se è coinvolto o no. Mi hanno visitato stamattina, non sapevo nulla. A suo tempo sono stato dipendente quando si faceva appunto la menoteria dell'occhiale in sostanza, però non so, mi hanno telefonato. Spenti gli ultimi focolai partiremo a fare le indagini in collaborazione con i carabinieri di Motta di Livenza.